Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Siamo ospiti della sede del Comitato Provinciale di Pordenone della Croce Rossa in compagnia del presidente Giovanni Antonaglia, perché vogliamo capire un po' quello che è l'impegno, ed è sempre un impegno naturalmente molto importante sul fronte sanitario e non solo da parte della Croce Rossa. Allora, buonasera Antonaglia, e intanto le chiedo in una prima battuta, insomma, come sta andando? Sappiamo che voi siete impegnati su tanti fronti, abbiamo visto grande richiesta dei tamponi, controllo dei Green Pass e voi avete dato come sempre la vostra disponibilità. Sì, questa è un'attività che abbiamo iniziato già dallo scorso anno, quindi in piena pandemia, e sta andando avanti. Il Comitato di Pordenone ha assunto tantissimi impegni e in modo specifico questa dell'attività del controllo della sicurezza sul posto di lavoro, che scaturisce da una convenzione con Confindustria, unitamente anche a una cooperativa di medici. Abbiamo effettuato circa un 5.000 tamponi presso le aziende e appunto su richiesta delle stesse aziende, per far lavorare i dipendenti e gli operai in un ambiente sicuro. E chiaramente a seguire, sempre con una convenzione con Confindustria e con la collaborazione sempre della cooperativa dei medici cure primarie, Confindustria ha allestito degli hub per iniettare il vaccino, esattamente uno qui al Real Asco a Valle Roncello, uno alla zona industriale Ponte Rosso di San Vito e uno nel centro industriale di Maniago. Ecco, con questa attività ha visto impegnati in provincia 3 comitati della Croce Rossa, oltre a Pordenone anche quello di Maniago e di San Vito Azzano, e abbiamo effettuato circa un 3.000 vaccini ai dipendenti. È un numero non molto elevato, anche perché siamo partiti in un momento in cui le vaccinazioni erano aperte a tutte le fasce di età. Quindi questo è quello che stiamo facendo. E come giustamente diceva anche prima, adesso c'è la necessità di fare dei controlli dei Green Pass per i dipendenti che non hanno effettuato il vaccino. Le aziende, al momento sono soltanto 2 aziende, ci hanno chiesto di fare questa attività. Un'azienda molto importante che è l'Electrolux, poi c'è la cartiera di Cordenos, mi sembra. Sì, esatto, al momento sono queste due grosse aziende, sì. Ecco, sul fronte dei tamponi in questo momento abbiamo visto le file all'esterno della farmacia, c'è molta difficoltà da parte di chi non è vaccinato di riuscire a reperire un tampone. Voi come siete coinvolti? Ma noi al momento non siamo coinvolti direttamente perché a seguito della convenzione stipulata con Confindustria, noi abbiamo avuto l'autorizzazione a livello regionale ad operare con i medici competenti delle aziende solo ed esclusivamente all'interno delle aziende per fare questi controlli. E adesso al momento non siamo ancora accreditati, per cui non possiamo immettere tutti i dati sul sistema informatico nazionale della sanità per poter far poi pervenire all'utente che è stato sottoposto a tampone il Green Pass informatico. Quindi di fatto è un problema, possiamo così dire, burocratico, di mancanza di autorizzazione di inserimento dei dati per avere poi il documento, mentre in una prima fase bastava che voi rilasciaste la carta scritta. Esatto, nella prima fase in cui la certificazione della negatività o positività del tampone effettuata andava consegnato all'azienda, più che all'azienda direttamente al medico competente dell'azienda, e quindi era sufficiente un certificato. Adesso chiaramente, siccome l'onere dell'effettuazione del tampone è a carico del dipendente, giustamente il dipendente dice: io voglio anche il Green Pass, se mi devo pagare il tampone voglio avere la possibilità stasera di andarmi a mangiare la pizza, di andare al cinema, di frequentare luoghi pubblici. Abbiamo ovviato al momento in parte questo handicap, diciamo, di non poter inserire i dati, dandoci disponibili a delle strutture, ai medici competenti delle aziende, nel collaborare con loro, cioè mettendo a disposizione i nostri sanitari. Ecco, in quanti siete? Ecco, ricordiamo anche i numeri del comitato. Ma il comitato, siamo circa 500 volontari, poco meno di 500. E ultimamente abbiamo avuto anche l'ingresso di tanti sanitari, in modo particolare infermieri,
che sono andati in pensione e quindi hanno deciso di entrare in Croce Rossa. Non proprio ultimamente, ma sono entrati anche dai medici, per cui come sanitari abbiamo 5-6 medici e una decina di infermieri. Ecco, per quanto riguarda voi, c'è stato qualche problema con il Green Pass? Cioè c'è stato qualche volontario, qualcuno che non ha fatto il vaccino e quindi questo Green Pass gli crea un problema? Sappiamo che più o meno un 10% nella società, nelle aziende, insomma, non è vaccinato. Ecco, da voi tutti vaccinati o anche qui c'è stato qualche reticente? No. Qui già da subito, sì, rispondo subito alla domanda, nel senso nel dire che abbiamo avuto anche noi delle defezioni, ma su indicazione del nazionale, di Croce Rossa nazionale, chiaramente abbiamo subito preso posizione nei confronti di queste persone, invitandole a non effettuare assolutamente, non potevano effettuare nessun tipo di attività. Adesso va bene che potevano partecipare soltanto alle riunioni online quando si facevano, adesso le riunioni vengono fatte nuovamente di persona, quindi loro non possono partecipare e in merito ho comunicato loro tramite il nostro sistema informatico che è Gaia, quindi arrivo a tutti, ho scritto già 3 lettere dove nessuno che non sia vaccinato può fare attività. Quindi noi adesso stiamo provvedendo come tutti gli ambienti lavorativi al controllo dei Green Pass tutte le mattine. Lo stiamo facendo in maniera massiva e chiaramente non vengono accettati Green Pass scaturiti da un tampone, nel modo più assoluto. Questo è stato chiarito, l'ho detto a tutti, l'ho scritto a tutti, quindi non potranno fare attività sino al termine dell'emergenza. E il nazionale è stato anche molto preciso, e questo l'ho trasmesso a tutti i volontari, che il fatto di non fare il vaccino e quindi non fare servizi non è una giustificazione per perdere poi la qualifica di volontario, di socio. Per cui se uno non svolge da regolamento determinate attività rischia di perdere la qualifica di socio, di volontario. Di che numeri stiamo parlando? Ho detto su 500? Ma sinceramente questa è una cosa che io personalmente non so, perché tutti quelli che hanno fatto il vaccino hanno comunicato al direttore sanitario, che è l'unico competente ad avere questo dato, la percentuale. Comunque io non credo che siano numeri molto importanti, perché c'è da dire che noi di questi quasi 500 volontari abbiamo una grossa fetta di ragazzi, di giovani, che sono stati vaccinati ultimamente, per cui ma penso a grosse spanne su un numero di 500, sì, siamo dal 5 al 7%, insomma. Sì, quindi numeri che comunque non impediscono, anche se magari complicano in qualche modo alcuni servizi che fate, perché appunto essendo volontari sappiamo che c'è una certa turnazione che è utile, insomma. Sì, ma non vanno a influire sulla operatività del comitato, perché noi, come già ho avuto modo di dire in altre occasioni, abbiamo avuto veramente durante la pandemia un numero di afflusso di nuovi volontari notevole, per cui non va a influire più di tanto. Questo è stato sicuramente un bel segnale. Che idea si è fatto, anche se dalle parole che ha appena detto la possiamo facilmente intuire, sull'obbligatorietà del Green Pass introdotta, insomma, dal nostro governo? Ma io credo che sia una cosa giusta, sia una cosa giusta. Ritenevo e ritengo tuttora anche giusto il fatto che tutti si debbano vaccinare. Si è lasciata la libertà, come giustamente qualcuno dice, se io non voglio non mi vaccino, però è chiaro che nel momento in cui tu fai una scelta non puoi inficiare anche la mia scelta, nel senso che io ho deciso di vaccinarmi, tu hai deciso di non vaccinarti, però magari vuoi frequentare lo stesso locale, lo stesso ambiente dove sono io. Per quanto riguarda le altre attività che sono in piedi, insomma, voi sicuramente siete impegnati sempre su tanti fronti. Penso per esempio anche alle manifestazioni, le manifestazioni sportive, le manifestazioni che si stanno organizzando e che fortunatamente sono ritornate anche grazie al vaccino a riempire le nostre giornate. Ecco, anche lì sicuramente insomma, la vostra presenza era fondamentale ed è fondamentale. Sì, certo. E questo ci sta creando dei problemi, perché c'è stato un boom di ripresa di queste attività e tantissime richieste di assistenza sanitaria. Dimenticavo che oltre alle 2 aziende che ci hanno chiesto di fare questa attività di controllo Green Pass,
Anche il Teatro Verdi ci ha chiesto questa attività in occasione degli spettacoli, oltre chiaramente a fare anche l'assistenza sanitaria. Sì, il fatto che anche loro li siano ripartiti è comunque un Sì, segnale importante e positivo, però come detto la vostra presenza è sempre doverosa dove ci siano manifestazioni. sì, certo, certo. E, diciamo che sì, riusciamo a coprire tranquillamente queste richieste perché al momento sono molto molto contenute. Abbiamo anche collaborato con per Pordenone Legge, dove nelle vicinanze del comune abbiamo messo una tensostruttura dove abbiamo effettuato dei tamponi alle persone che si recavano alla Pordenone Legge e che non avevano in possesso di Green Pass. Non abbiamo fatto numeri, sono stati veramente pochissimi tamponi, anche perché ritengo che le persone che hanno frequentato un'attività del genere, insomma, credo, questa è una mia opinione, fossero tutti orientati per la vaccinazione, insomma, ecco. Bene o male, insomma, era stato spiegato in tutti i modi che serviva il Green Pass sicuramente, però era un servizio in più per chi non ce l'avesse avuto per Era a poter... disposizione per eventualmente sopperire a chi non avesse avuto il Green Pass. Allora, intanto grazie al Presidente Antonaglia, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo a parlare perché la Croce Rossa è non solo emergenza Covid ma molto altro, sta arrivando il freddo e quindi anche lì sarete sicuramente impegnati nei prossimi mesi. A tra poco con Screenshot. Seconda parte di Screenshot, siamo nella sede del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Pordenone in compagnia del Presidente Giovanni Antonaglia, lo dicevamo prima della pubblicità, arriva il freddo e per l'emergenza freddo voi da sempre siete impegnati in collaborazione con il Comune, ecco come state allestendo il piano di quest'anno. Sì, è proprio di qualche giorno fa un incontro in comune con il nuovo assessore e abbiamo confermato le attività che abbiamo svolto in questi anni precedenti, quindi di supporto alle famiglie, alle persone che hanno necessità durante il periodo invernale. Ecco, quante persone possono essere coinvolte? Sappiamo gli anziani, sappiamo magari qualcuno che non ha una dimora, insomma ogni anno insomma, la problematica è sempre più evidente. Ma le persone coinvolte, anche noi che seguiamo un pochettino l'aspetto sanitario, non abbiamo avuto grosse attivazioni. Sono più eventualmente delle problematiche temporanee che si possono presentare all'anziano che si trova in difficoltà. Ecco, oltre che l'aspetto sanitario noi abbiamo anche seguito l'aspetto proprio di sostentamento delle persone, perché questa è un'altra grossa attività, quella del sociale con la distribuzione delle borse spesa che noi facciamo. Quindi eventualmente qualche attivazione del genere, magari la persona anziana che non può uscire con il freddo per poter acquistare i beni di prima necessità fa ricorso anche a noi. E la stessa cosa vale anche per i medicinali? Sì, 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 sì. Questo è già sia beni di prima necessità, intendiamo anche medicinali, è già una cosa che era partita all'inizio della pandemia con la cosiddetta attività definita dal nazionale il tempo della gentilezza, no? Voi siete impegnati molto anche sul fronte dell'aiuto alle persone straniere, sappiamo che ci sono rintracci continui, non sono numeri molto alti qui nel Pordenonese, però ci sono, ecco come siete coinvolti e come aiutate a gestire questa emergenza. Certo, la gestione è stata data dalla prefettura a una cooperativa ai Nuovi Vicini, vicino alla Caritas, che gestisce proprio un centro dove queste persone rintracciate vengono messe in quarantena, perché giustamente queste sono quasi tutte persone che provengono dalla rotta balcanica, per cui è giusto controllarle sotto l'aspetto sanitario, fargli fare una quarantena per avere una visione precisa della persona. E noi entriamo in gioco in questo, siamo stati attivati, abbiamo fatto una convenzione con la prefettura nel prelevamento di queste persone che vengono individuate e portate in questura, quindi il prelevamento dalla questura al centro dove loro poi andranno a fare questo periodo di quarantena. E un nostro medico effettua la visita e dopo aver effettuato, innanzitutto prima fa il tampone rapido e subito dopo effettua la visita medica approntando un fascicolo sanitario.
e giornalmente, tutti i giorni, del nostro personale la mattina, la sera va in questa struttura dove controlla la temperatura e la saturazione e lo riporta in una scheda che poi al termine della permanenza della persona viene inserito nel suo fascicolo sanitario. E al termine della quarantena, al 14° giorno, viene effettuato sempre dal nostro personale sanitario un tampone molecolare che viene portato in laboratorio in maniera specifica presso il Policlinico e il giorno dopo abbiamo la risposta della negatività o eventuale positività, ma non è successo molto di rado. Lo comunichiamo alla prefettura, la prefettura lo comunica all'ASFO che dà lo svincolo alla persona, quindi questa persona se ha diritto andrà presso una delle cooperative che ha ancora la possibilità di accogliere oppure verso l'hub della Monti. Ha verificato un aumento di questi numeri? Qual è il trend, la tendenza, diciamo, degli ultimi mesi? No, forse adesso in questo periodo è leggermente calato, non c'è un rintraccio così consistente. Voi siete sempre impegnati anche con le istituzioni, l'ha accennato prima, nuova amministrazione comunale, nuovo assessore, quindi anche lì un rapporto insomma, da ricreare, da ricostruire. Sì, sì, beh, io devo dire che con l'assessore Grizzo, che era con la precedente giunta, eh, anche avendo con tutta l'amministrazione magari dei punti di vista diversi su alcuni aspetti, ma anche perché noi abbiamo i nostri principi che ci guidano, no? E abbiamo sempre avuto un'ottima collaborazione, anche con i servizi sociali e questa collaborazione ritengo che sia giusta perché nell'ultimo periodo, in modo particolare, avendo instaurato questa collaborazione anche con i servizi sociali, con le altre entità del territorio, le altre cooperative, i nuovi vicini, la Caritas, siamo riusciti a fare delle cose molto, molto egregie, molto, molto importanti. Sul fronte dell'assistenza agli italiani ha notato un peggioramento, diciamo, delle condizioni economiche in generale dei pordenonesi dovute alla pandemia evidentemente o siamo ancora in una situazione abbastanza stabile come numeri come pre-pandemici? No, fenomeno povertà credo che stia aumentando rispetto al momento anti-pandemia e credo che questo inverno forse tenderà ad aumentare anche perché dall'inizio della pandemia ad oggi noi abbiamo raddoppiato i numeri dei nostri assistiti, per cui credo che sia un trend che vada in aumento. Poi anche alla luce di tutti questi aumenti che ci sono stati, per cui Infatti sicuramente non sarà un periodo semplice, ci sono anche famiglie in difficoltà, magari prima poteva essere l'anziano, la persona forse un po' più fragile anche dal punto di vista economico-sociale, però credo che la famiglia cosiddetta normale di un tempo, magari se perde uno stipendio in casa, sia costretta a rivolgersi alla Caritas o a voi. certo, 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 sì, 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 questo sì. Già parecchie famiglie si sono rivolte a noi, vuoi per avere il nostro supporto con la borsa spesa, vuoi perché noi siamo anche legati all'Emporio, no? Della Caritas, quindi i nostri operatori svolgono veramente un paio di giorni a settimana dei colloqui con queste persone perché chiaramente dobbiamo capire esattamente, non vogliamo dare a pioggia questi aiuti, bisogna capire e andare a mirare bene dove intervenire e dove dare questi aiuti. Altre iniziative sulle quali siete impegnati, e sappiamo che c'è la staffetta della pace, la staffetta Cremisi, visto che c'è il centenario del Milite Ignoto, anche su questo, insomma, non avete fatto mancare la vostra disponibilità a livello regionale, diciamo, anche in questo Sì, sì, caso. sì. Beh, allora, diciamo che io sono un ufficiale dei bersaglieri in pensione, per cui l'associazione regionale mi ha interpellato, mi ha chiesto se c'era la possibilità di avere un'ambulanza al seguito di questo percorso che la staffetta sta facendo in Friuli. Io ho risposto subito in maniera positiva perché anche a 100 anni di distanza ricordare questo Milite Ignoto. Io personalmente ieri sono andato a Timao e devo dire che le scolaresche dovrebbero frequentare questi posti
per toccare, capire, conoscere maggiormente quello che è successo, quello che è stato e come vivevano queste persone. Sicuramente insomma, occasioni del genere servono anche per questo, insomma, per aumentare quella sensibilità che magari si dà per scontata o magari non ci si pensa, poi quando c'è l'anniversario ritornano insomma, poi i riflettori e fa bene. Certo, certo, certo. Io veramente è stata un'iniziativa brillantissima da parte dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e diciamo che sono le due regioni Veneto e Friuli che hanno proposto e organizzato questa attività e che poi terminerà il giorno 28 ad Aquileia con l'inaugurazione di un monumento, perché ad Aquileia 100 anni fa è partito questo Milite Ignoto direzione Roma e molti forse non lo sanno, ma il fatto di aver scelto una salma tra le salme di quella mamma che disse sì, in questo riconosco mio figlio, no? È una cosa che veramente se uno ci pensa un attimo fa un attimo di rabbrividire un pochettino. Sì, anche perché è un po' un simbolo di quella guerra che ci lasciamo alle spalle, che insomma alle volte ci dimentichiamo, ma che invece deve essere. E poi anche la staffetta Cremisi della pace, cioè il messaggio che si vuole lanciare, speriamo che non ci siano più di questi eventi. Assolutamente. Sul fronte della formazione siete anche lì sempre impegnati, ulteriori corsi, insomma, per essere sempre più pronti, perché naturalmente voi dovete intervenire al di là di tutto anche in situazioni di emergenza spesso. Certo, certo. Noi come comitato stiamo partendo con il reclutamento di altri volontari, quindi abbiamo in programma un paio di corsi da fare in questo periodo. In più anche come corsi di formazione noi abbiamo il nostro regionale, il comitato regionale che è un centro di formazione e quindi proprio in questi giorni sta svolgendo un corso teorico-pratico di microchirurgia rivolto ai giovani medici. Insomma, ci diamo da fare, non ci facciamo mancare nulla. Ecco, già lo diceva prima, insomma, lo ribadiamo, il fatto che comunque i giovani si stanno avvicinando come volontari, danno la loro disponibilità, sono presenti nelle attività della Croce Rossa e questo è importante, è un bel segno. Sì, certamente. Adesso stiamo cercando di far ripartire anche questo gruppo di giovani perché durante il periodo della pandemia, non potendosi incontrare, si sono un po' persi, no? E quindi adesso con i responsabili, con la delegata dei giovani, con lo staff dei giovani che abbiamo costruito, abbiamo dato delle indicazioni ben precise: incontratevi, 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 insomma. E partiamo con le attività che facevamo prima della pandemia. Andiamo in piazza a fare prevenzione, adesso c'è la giornata mondiale dell'HIV, c'è la giornata del 25 novembre alla violenza sulle donne, facciamo un qualcosa rivolto a tutti i volontari, perché già ne fanno tante di iniziative rivolte al pubblico, però come target prendiamo tutti i nostri volontari. Quindi faremo una giornata, adesso non sarà il 25, sarà il 24, il 26, rivolta a tutti i nostri volontari. Insomma, l'impegno della Croce Rossa è sempre molto, molto efficace e di questo insomma, vi ringraziamo, complimenti per quello che fate, grazie al Presidente Giovanni Antonaglia per essere stato con noi questa sera e per averci ospitato. Grazie a lei, buona serata a tutti. Grazie, allora finisce qui questa puntata di Screenshot, restate in compagnia dei programmi di Telefriuli. Arrivederci.